Buongiorno tropicani e bentornati a questa ottava e ultima parte di Tropico 3 Absolute Power. Continuiamo la nostra partita. All'interno di questa partita voglio illustrarvi un settore molto importante di Tropico 3 e ben rifinito, ovvero il turismo. Allora, intanto abbassiamo la nostra musica. Perfetto, e vi andrò ad illustrare quindi il turismo all'interno della nostra piccola isola. Allora, come potete vedere abbiamo guadagnato 2000 dollari sul nostro conto svizzero e possiamo vedere che la nostra centrale nucleare che abbiamo costruito nei pressi quindi di questo altopiano ci garantisce di costruire degli edifici che consentono di consumare dell'elettricità all'interno di questo spazio. Quindi possiamo iniziare a dar vita al turismo. Io direi intanto di ultimare il porticciolo per far Sono arrivare... trascorsi 20 anni dall'ascesa al potere del presidente. Dopo tutto questo tempo non sembra avere alcuna intenzione di cedere lo scettro. Perfetto, comunque avete sentito Juanito, comunque costruiremo questo porticciolo per far arrivare più turisti possibili. Inoltre cominciamo a costruire anche qualche albergo dove far abitare, dove far soggiornare i turisti. Io direi di costruire l'albergo proprio nelle vicinanze di questo reperto archeologico. Intanto vediamo se possiamo, se la nostra rete energetica copre la nostra la nostra linea, sì, riesce a coprire la nostra la nostra linea verde, quindi dove potremmo costruire i nostri piccoli hotel. Allora intanto iniziamo a costruire un hotel normale, presente al 100%. Allora iniziamo a costruirlo qui sulla costa. Andiamo. Perfetto, qui sulla costa può andare bene. Un hotel, anzi costruiamone due hotel. E poi mettiamo anche un hotel di lusso per garantire ai turisti più prestigiosi di avere quindi un luogo di soggiorno all'interno della nostra isola. Vediamo se possiamo... Ah, ok, qua non si trova elettricità, quindi lo mettiamo qui. Perfetto, intanto costruiamo anche un generatore eolico, lo posizioniamo, anzi no, scusa, una stazione sussidiaria di energia, in modo che ci garantisca una fonte di elettricità anche in questa parte dell'isola. Allora, come potete vedere il nostro porticciolo è stato ultimato e quindi i turisti a breve arriveranno e si faranno vedere all'interno quindi della nostra città. Intanto colleghiamo una strada verso questa zona balneare, ovvero turistica. Perfetto, in modo che possano arrivare i turisti fino qua giù e diamo modo ai lavoratori di ultimare le nostre costruzioni che abbiamo assegnato. Comunque, vediamo un po' intanto come sta andando la popolazione. Qui il centro storico della città, hanno ultimato la cattedrale. Come potete vedere ci sono all'interno dei vescovi e potete vedere che i visitatori sono davvero molti rispetto alla chiesa che avevamo costruito in precedenza. Intanto attendiamo che vengano ultimati questi hotel, aumentiamo la priorità al massimo per far Ultime notizie. muovere i nostri La lavoratori. democrazia bussa alla porta del presidente, con il popolo di Tropico che chiede libere elezioni nel prossimo anno. Sarà questa la fine della tirannia del presidente? Che la voce della gente risuoni forte e chiara. Noi non falliremo. Adelante, compañeros. Ancora che chiedono elezioni, questa volta non gliele do anticipate perché mi scoccio spendere 2000 dollari, quindi aspettiamo che arriva la data corretta per le nostre elezioni. Intanto stiamo ultimando le nostre aziende turistiche. Vediamo intanto qui come sta andando la nostra fabbrica di sicari. 21.000 dollari 318 al mese, come potete vedere, e ci fa guadagnare davvero tantissimo. Ecco qua la nostra stazione sussidiaria, una stazione elettrica, una sorta di mini stazione elettrica che ci permette di ampliare la nostra energia che è prodotta all'interno dell'energia nucleare all'interno di queste aree che sono un po' più isolate. Comunque, come potete vedere, stiamo per ultimare il nostro hotel di lusso, ma dobbiamo procurare anche qualche altra azione per i nostri turisti e io dico di modificare le antiche rovine appunto in un museo, trasformato quindi in un'attrazione turistica per farlo visitare Una delle nostre ai nostri antiche rovine turisti. verrà trasformata in un'attrazione turistica per stranieri facoltosi. Dopo la cerimonia di apertura,
Gli ospiti sono invitati a una festa dal tema Sacrificio umano, presentata dal vostro DJ Juanito, lo sciamano della musica latina. Ok, e intanto ci è arrivato un messaggio da parte dei militari che hanno bisogno di uno stipendio più elevato. Io direi di aumentarlo. Cosa è successo? Controllo le richieste minori delle varie fazioni nell'almanacco. Grazie per la dritta. Ok, intanto aumentiamo lo stipendio ai nostri militaristi, ovvero gli stipendi di tutti i militari. Perfetto. E vediamo anche nell'almanacco cosa ci richiedono. Allora, vediamo i singoli partiti. 80 gli ambientalisti ci richiedono che l'energia sull'isola non è pulita al 100%. E lo so, ma che volete? Strutture di smaltimento di rifiuti insufficienti, industria di legname minerario presente sull'isola, ma abbiamo bisogno. Lealisti, il presidente ha concesso le elezioni. Vabbè, questa volta non le concederemo. Comunque, per tutti gli altri partiti credo la situazione possa andare più che bene. Allora, il nostro albergo di lusso è stato completato, come potete vedere è presente al 100%, ha regolato automaticamente la tariffa per ottenere il 100% delle presenze. Perfetto. Vediamo se a breve arriveranno turisti. Ecco qui la prima nave turistica. Questo primo porticciolo sta avendo la prima nave. E cosa è successo? Sono arrivate le elezioni, quindi sì, praticamente metteremo il nostro discorso come al solito, dicendo che miglioreremo l'intrattenimento. Certo, e lodiamo lo spirito degli ambientalisti perché mi sembra la fazione più, anzi meno rispettosa. E per il mio prossimo mandato, vediamo un po', stipendi alti per i soldati, sì, ok, emaniamolo. Stiamo stravincendo, vediamo i turisti che arrivano. 15 turisti giunti sull'isola. Cittadini liberi di Tropico, sono qui perché so quanto sono importanti le prossime elezioni. Eccoli. Ci stiamo avvicinando ai nostri obiettivi. La vittoria è prossima, ma non è il momento di abbassare la guardia. Costruiamo un centro benessere. Sì, abbiamo problemi e ci saranno sempre, soprattutto nell'attuale situazione economica. La mancanza di svaghi, di cui sentiamo tanto parlare in questi giorni, è uno di essi. Ma questo problema si risolverà, come tutti gli altri, con la stabilizzazione dell'economia. Durante i miei anni di presidenza avete sempre dimostrato la vostra gratitudine, compagneros. Però ricordate che siete voi i miei padroni, i miei datori di lavoro. Colgo questa occasione per esprimere la mia gratitudine agli ambientalisti che proteggono le meraviglie donate a Tropico da madre natura. Non riesco a posizionarla. Nessuno può negare gli straordinari successi conseguiti in un solo mandato. Per voi ho in serbo un futuro ancora più glorioso. Prometto solennemente che la nostra elite vivrà nelle condizioni che merita. Una nuova epoca di ricchezza e libertà ci attende dopo la vittoria. Perfetto, comunque come potete vedere sto sviluppando il nostro turismo all'interno della nostra isola in due lati. In questa parte svilupperemo un po' il turismo medio, invece nel frontone sinistro dell'isola svilupperemo un po' il turismo per i turisti aventi maggiore quantità di denaro. Quindi creando un'altra stazione per l'energia eolica miglioreremo quindi l'energia all'interno di questo tratto e potremo creare più intrattenimenti come le ville da spiaggia e anche nuove attrazioni che si svolgono praticamente sulla spiaggia. Come potete vedere stanno ultimando il terzo hotel e stanno anche per completare il centro benessere. Intanto possiamo vedere, aspettate, vediamo un po' se riusciamo a prendere qualche turista. Ecco, prendiamo per esempio un turista. Siempre he querido visitar Trópico. Sì, allora, all'interno del turista potete notare la sua scheda globale, è nato in Venezuela, appartiene a una classe ecologista di 47 anni e può spendere massimo $36, che tirchio. Impressioni, per ora la nostra isola gli sta piacendo e la vacanza sta terminando pian piano. Potete vedere anche la valutazione degli alloggi, delle attrazioni che ha in globale riguardante la nostra isola. L'alloggio per ora
si trova all'hotel di lusso e stima del turismo per ora è più che bassa perché sono i primi turisti. Va bene, per ora non sta andando a nessuna attrazione e comunque le attrazioni visitate sono il museo ed è abbastanza contento e preferisce molti giri turistici, lo shopping, anche lo sport e il mangiare fuori eccetera. E questi sono i pensieri che ha il turista: madre natura è tutto intorno a noi e ci stringe in un abbraccio. Ecco, questi sono come possiamo dire, i pensieri del turista. Il supporto nei confronti del presidente è sufficiente, non sarà necessario commettere alcuna frode. Perfetto, vediamo, sicuramente avremo vinto. Qua 170-23, li abbiamo schiacciati. Vediamo un po' da questo lato che succede, se stanno arrivando altri turisti. Ecco, abbiamo vinto. Perfetto, ora Betty Boop. Sono Juanito di Tropico News Today con i risultati delle elezioni. Il presidente ha riportato una vittoria schiacciante. Certo. Pare che il popolo continuerà a supportare il nostro amato leader ancora per molti anni. Perfetto. Comunque, vi sto illustrando anche questo settore del turismo. Come potete vedere, i turisti arrivano all'interno della nostra isola tramite quindi questi punti di arrivo, come l'aeroporto, che in questo caso non ho lo spazio per posizionarlo perché è davvero molto ingombrante. Aspettate, dove si trova? Aeroporto. È molto ingombrante, non saprei dove metterlo. Anzi, potrei metterlo qui all'arrivo, però sta un po' male. Comunque vediamo se posso metterlo più avanti. Intanto con il porticciolo possono arrivare benissimo e vediamo se hanno ultimato la stazione eolica. Perfetto, hanno ultimato la stazione eolica e quindi possiamo posizionare le prime ville da spiaggia all'interno della nostra isola, le prime ville da turisti di alta classe. Posizioniamo anche qualcosa un po' di diverso, vediamo se la marina possiamo permettercela. Sì, perfetto, ci posizioniamo pure la marina, che è un luogo dove i turisti vanno a fare dei giri tramite le barche a velo o altri tipi di imbarcazione. Possiamo posizionare anche il giro in mongolfiera per far fare ai nostri turisti dei giri appassionanti in mongolfiera e posizioniamo anche la spiaggia per i nostri turisti. Perfetto, mettiamola qui, vediamo se riusciamo a piazzarla. Perfetto, la nostra spiaggia. Vediamo se possiamo collegare la nostra strada a queste zone. Ecco, facciamola scendere di qui e portiamola praticamente alle nostre attrazioni. Vediamo un po' se riusciamo a portarla. Perfetto, portiamola qui e facciamola continuare verso la nostra spiaggia. Perfetto, impostiamo una priorità abbastanza alta su tutte queste attrazioni. Perfetto, anche sulla marina l'abbiamo già impostata, già stanno costruendo i nostri lavoratori. Perfetto, come potete vedere i nostri 3 hotel sono stati ultimati, quindi i nostri turisti stanno aspettando solo le attrazioni. Vediamo un po' se riusciamo ad ultimare le nostre attrazioni qua. Ecco, stanno completando già questa villa da spiaggia. Vediamo se riusciamo a piazzare un altro ufficio costruzioni, che non sono abbastanza 2. Mettiamolo qui, priorità massima. Ma tutti i lavoratori che fanno, vorrei sapere, vediamo dove sono. Progetti attivo mongolfiera e spiaggia. Invece gli altri, dov'è l'altro ufficio? Eccolo, centro benessere. Ok, hanno ultimato la villa da spiaggia e c'è un lavoratore già all'interno. Come potete vedere, presenza sempre al 100%. Stanno ultimando il giro in mongolfiera. Il nostro permesso di costruzione sempre sul nostro conto svizzero ci permetterà di mantenere attivo il nostro punteggio. Vediamo se possiamo emanare qualche editto per manifestare i turisti, per manifestare il nostro turismo. Vediamo un po'. Servizio aumenta ecco, perfetto, possiamo manifestare la nostra isola all'interno di un canale quindi televisivo. L'effetto durerà 3 anni e trasmetteremo un documentario sulla nostra isola. Perfetto. Così la stima del turismo aumenterà. Siamo TNT, Eccolo. siamo Dinamite e siamo pronti a fare il botto. Un istituto geografico straniero ha realizzato un documentario sulla nostra isola. E ora un saluto speciale al mio amico Pablo, immortalato nella sequenza d'apertura mentre accarezza il suo lama preferito. Perfetto, abbiamo emanato quindi questo editto. Il turismo diventerà sempre più famoso all'interno della nostra piccola isola. Vediamo se riusciamo a far muovere i nostri lavoratori a costruire questi edifici, perché voglio farvi vedere come funzionano. Liberi cittadini di Tropico, vi avverto.
Se vedete qualcosa di grosso e lucente nell'aria, non abbiate paura. Non si tratta di UFO, ma dei nuovi palloni aerostatici. Un autentico spreco di aria calda, signor Presidente. Ma sappiate che la mia brigata aerea ha già in mente un piano per questa attrazione. Miguel, ricorda di comprare la dinamite al supermercato, perché oggi faremo la storia. Perfetto, abbiamo potenziato la nostra mongolfiera al massimo e abbiamo accumulato oltre $20.000 all'interno del nostro conto svizzero. Abbiamo ultimato anche il centro benessere, eccolo, potete vederlo, centro benessere. Possiamo modificare il nostro abbigliamento se sceglierlo libero o elegante, cioè praticamente quello elegante aumenta la qualità, quindi solo i ricchi possono possono entrare all'interno quindi di questo centro benessere. Vediamo, possiamo vedere se da questo lato si stanno completando le nostre attività. Tanto vedete le mongolfiere girano all'interno della nostra mappa con all'interno i turisti. Vediamo se ci sono turisti che vanno all'interno. Ancora nessun visitatore, quindi sono solo mongolfiere di esposizione. All'interno di questa villa potete vedere che ci sono già i primi turisti, sono turisti di fascia zodicone all'interno di queste ville da spiaggia che sono anche 10 turisti sono aggiunti sull'isola, come potete vedere sempre più turisti arrivano all'interno della nostra isola e la spiaggia è stata ultimata. Infatti a breve arriveranno sempre più persone a visitarla e comunque io direi che vi ho già illustrato abbastanza in questa saga di Tropico che ho pubblicato sul mio canale. Ecco qua, hanno completato anche la marina, potete scegliere se fare un giro in Cari barca, compañeros, una pesca se qualcuno d'altura, ancora dubitava della un gravità della clam whip. situazione a Tropico, ora ha davanti agli occhi una prova lampante. Invece di aumentare gli stipendi dei lavoratori, il Presidente sta creando un circolo nautico. I pochi privilegiati saranno contenti di saperlo, ne sono certa. Ora saremo costretti ad avere sempre sotto i nostri occhi la loro schifosa opulenza e i loro visci di corpi rifatti. Tutto ciò è intollerabile. Comunque, come potete vedere, abbiamo completato il nostro settore del turismo, abbiamo ampliato davvero molto la nostra isola da quando avevamo iniziato nel primo video, è molto più famosa la nostra isola all'interno del mondo, siamo arrivati a 258 abitanti, abbiamo modificato anche il nostro sistema quindi finanziario grazie al turismo, quindi vi ho illustrato anche numerose costruzioni turistiche, il resto tocca a voi scoprire le altre funzionalità del gioco e comunque quindi questa saga di Tropico è terminata. Grazie a tutti e ciao a tutti da Edward Van Helgen.